Siamo la regione che più di tutte le altre dimette persone dei pronti soccorso in codice bianco, mentre tutte le altre regioni utilizzano di più il codice verde. E questo a nostro giudizio avviene perché il codice bianco si paga 25 euro per accedere più il ticket delle prestazioni. E quindi a nostro giudizio c'è un abuso in questa regione del codice bianco, che è un modo poi surrettizio di mettere le mani nelle tasche dei veneti senza farglielo sapere. I consiglieri regionali del Partito Democratico denunciano un boom dei codici bianchi negli accessi ai pronto soccorso in Veneto, un'anomalia, evidenzia Camani, che non trova riscontri nelle altre regioni. Ci sono delle delibere di giunta regionale che definiscono i casi in cui applicare il codice bianco e quelli in cui applicare il codice verde, mentre mediamente in tutte le altre regioni d'Italia gli accessi al pronto soccorso in codice bianco sono tra il 20 e il 10%, arriva addirittura il 2,9% del Lazio, in Veneto sono il 55% degli accessi al pronto soccorso. È un'anomalia che sicuramente non è casuale. Il divario tra il Veneto e altri territori è abissale, evidenziano dal Partito Democratico, soprattutto in rapporto alle regioni di dimensioni simili. I codici bianchi rappresentano ad esempio il 13,06% in Emilia-Romagna, l'8,23% in Lombardia. E non è un caso, continuano, se sono proprio i ricavi dai ticket a segnare questo divario. Le cause sostanzialmente sono due. Una sono le liste d'attesa, perché di fatto un cittadino che ha diritto a una visita, quando non riesce a ottenerla in breve termine come previsto dal medico, spesso va dal pronto soccorso per cercare di ottenerla e se la paga. L'altro aspetto è la carenza di medici di famiglia, quindi noi abbiamo 650 zone carenti e questo è un problema enorme che poniamo all'attenzione della Regione da molto tempo. Il PD ha dunque depositato una mozione con prima firmataria Bigon che impegna la Giunta ad agire su più fronti, partendo dagli interventi urgenti sui pronto soccorso con investimenti sul personale e definendo spazi e percorsi differenziati per i codici bianchi e verdi.